Et bonjour à tout le monde. Le Saint-Antoine de ce toi che le deux sentiments Saint-Antoine e te le pensite forma. Scusa, è una puntata in francese? No, Ricette francesi? No. E allora che c'entra, scusa? non è così, non è che io so parlare francese. Ma che cosa c'entra allora? Perché Saluta normale, fa siamo in chic, Sicilia, fa chic. scusa, ma che vuol Ma dire? tu vuoi mettere che inizi. Come faccio a dimenticarmi di te? Ma no, Tu ma che parla, ma guardi. finisci di parlare, Tu che cosa mi stavi saluti. dicendo? E te? Ma non E può, te? ragazzi, E te? interrompe le E frasi tu? adesso, e tu? La telecamera dell'artrosi Mi cervicale. dispiace, E ragazzi, questo, mi sì. dispiace, vedi, guarda. Amica! Anica ormai è diventato un must E per la poi, nostra chi è trasmissione. che ci toglie dallo zio Gianni? Dai malanni? Lui. Chi è che ci toglie dallo zio Gianni? Chi? I malanni! I Malanni, i pelati. Dai, lo zio Gianni Gianni Pelato. Pelato. E la Allora, lasciamo così. quindi, Allora, che abbiamo? oggi che cosa facciamo? Non lo Oggi so. facciamo regione che vai, piatto piatto che trovi. Perché? questo? Vabbè. Perché? Però lo sai che cosa sto mirando io? Sto mirando a fare una cosa, non i soliti piatti regionali, ci andiamo in Campania. No. E in Campania troviamo la pizza, in Sì. Campania. Tu sai che in Campania si fanno delle braciole stranissime. Delle cose Però buone. Quindi Però buone. E inedite, dobbiamo, prima di tutto, Dei piatti un po' inediti. prima di tutto ci dobbiamo presmutere, Premunire. presmutire, Premunire. ci dobbiamo presmutire di una padella. Una padella. E fino a qua, ragazzi, Ci siamo. ci siamo. Poi guarda cosa facciamo. Prendiamo, Step by step, ragazzi, step by padella. step. Iniziamo dalla padella. prendiamo Prego. questo bel cipollotto, Vai. così, che sono buoni cipollotti, così, e lo andiamo a tagliare in this way. Così, Ecco. poi così. Vuoi farlo tu? No, fallo tu. Tu Mi lo- fa piangere a me la cipolla, ragazzi. No, questo è cipollotto. Sono sensibile. Questo è cipollotto. Non ti fa- piangi con No, ti fa cipollotto? piangiotto. Perché è cipollotto, ti fa piangiotto. Sono coltellate. Poi lo trituriamo così. Bene. Stiamo facendo proprio un tavoliere Un di trito. queste cose. Un trito tavoliere. di cipollotto. Ma non solo. Poi prendiamo the Percy. Anche il prezzemolo? Percy. Fa insieme? In this way. È un albero And- questo di prezzemolo. Esatto, perché è bello Non fresco. c'è la più grande? Così. E andiamo a tritureggiare in questo modo. Vedi? Vedi? Ah, siamo in Campania, abbiamo detto. E qui giusto? siamo in Campania, però ti ho detto, non voglio fare... Stiamo salendo, però ancora, ragazzi, siamo verso la cose Puglia tipiche ancora. Piano piano ci della arriveremo. Campania. No, Poi andiamo a no, mettere non un facciamo po' le di cose tipiche. origano, così, capito? E lo sto facendo sul tavolo, in questo modo. E faccio così. E ancora siamo sempre su questo tagliere, non ci siamo spostati. Non siamo hai ancora arrivati in Campania, visto? ragazzi. Hai visto? Dove siamo? anche sul tagliere delle Puglie. Questo è bello, questo è il tavoliere, il tagliere, questo è bello, questo mi è piaciuto. Oh, questo è bello, mi è piaciuto. Va bene, prendiamo un po' di rosemary, Tacere certe e volte, ragazzi. rompiamo il rosemary, lo trituriamo pure in Vediamo. questo modo. Lui sta andando, sta Guarda, facendo. guarda. Ma ti rendi conto? Ti Luca, faccio delle come braciolette. stai andando? che Col treno o sei in macchina? Sono in macchina. Sei in macchina? Sì, sì, sono in macchina così. Che macchina è? Che macchina è? Non lo voglio dire, ragazzi. Avanza! Mi rifiuto, ragazzi. E guarda che abbiamo fatto. Che lancia è? Lancia spelon. Spelon. Lancia Y. Spelon. Non c'ho Gianni, diceva spelon. Guarda, Desi, devo farti guardare questa operazione che non è molto frequente. Mi dai un cucchiaio? Sì. Io sono stanca oggi Guarda di che sto quest'uomo, facendo, ragazzi. Guardami, guardami, guardami. Mette il parmigiano nel trito di cipolla. Cioè, Non è ragazzi, parmigiano, ma io è pecorino. capito. Come devo. Cioè, però non vi perdete, secondo me. Guardalo, guardalo. Dobbiamo avere fiducia. Fiducia. Be feel. Ha nevicato sulla cipolla. Esatto. Può succedere. Capita. Allora,
Ma in E lo dovete Campania, fare al dico, tagliere, questa cosa. è arrivata È la neve in obbligatorio Campania. farlo al tagliere, Vabbè, niente, questo trito così particolare, abbiamo messo cipollotto e l'abbiamo praticamente massacrato. Prezzemolo e Il l'abbiamo... sale, anche se dobbiamo stare attenti che c'è sempre un po' di pecorino che fa tanto. E Desi, l'abbiamo massacrato. Desi, mi dai l'olio? No, non mi fa parlare, ragazzi, Desi, mi basta. dai Fatelo l'olio? voi, come lo volete fare lo fate. Ah. Ci metti l'olio Qui qua? dentro l'olio pure, ma sei sicuro? Ragazzi, ma che puntata è? Ma che cos'è oggi? Uno scherzo? L'olio qui? Sì. Non mi assumo responsabilità di questa puntata, ragazzi. Metti L'olio l'olio. non si taglia, lo sai, no? Non Non si taglia l'olio, che stai Lo sto tagliando? facendo a pezzettini. Ma che cosa? Ma l'olio non si taglia, era già tagliato. Già, E l'olio. continua ancora a massacrare con questo coltello, ragazzi. Non è rimasto più niente. Posso andare? Per favore. E il tritolio. È esplosivo. Vabbè, allora E guarda che sto ragazzi, facendo adesso. faremo una ricetta. Non ci credete? Rimanete con noi fino alla Abbiate fine fede. della puntata, abbiate fede. Ora che cosa facciamo? Dove abbiamo fatto quella maceratura, Esatto. mettiamo questa carne. Questa è una coscia di maiale, ma possiamo mettere quello che vogliamo, non toccare. Abbiamo grazie. fatto questo trito, ragazzi, che in realtà scopriremo essere uno scrub. Esatto. Pelle perfetta, quindi voi sotto la doccia lo applicate Esatto. in maniera da eliminare tutte le scorie e le cellule Ma morte io perché? del corpo. Vi fa un bel peeling per una pelle liscia e vellutata. Oppure sotto il sole. Esatto. Sotto il sole la Ma cipolla io perché sono? favorisce l'uscita della melanina. La fuoriuscita della melanina. A tempo di mela, se no della peranina. A tempo Vedete di mela. com'è? Proprio Mi uno scusi, scrub. signora. Prendiamo, L'hai messo il sale grosso? Perché il sale grosso com'è il sale? è sfoglia. Ci siamo bagnati la mano, guarda. Abbiamo bagnato la carne. Aspetta, non la rompere. L'udienza è tolta. È il mio sogno, ragazzi, il giudice di pace. Che poi vanno dal giudice di pace per fare guerra. Ma infatti, È che questo. giudice, che pace è? E allora, guarda che cosa facciamo adesso, design. Oppure Ti le faccio carte vedere questa bollate. ricetta. Guarda, guarda, Desi. Guarda, Desi, mettiamo un po' di sale nella carne. Così, a più Che carne è questa? Lo Questo è vuoi maiale. dire? Può essere coscia, può essere lonza, cioè può essere capocollo. Non usate la lonza perché è una carne molto secca. Bene. Poi, aiutandoci con le mani, guarda che facciamo. Capito? Il maiale però, ragazzi, con lo scrub non ha speranze, eh? Ve lo Guarda. dico, non facciamo miracoli. Ma tu poi ti accorgerai di questo prodotto, sai quando all'assaggio. Che ora dici ma, dillo ma. Ma, e Ora lo dici, dico nella ma, mia testa. dillo, ma. Ora dici ma. Abbiate dillo, fiducia, ragazzi. Sono sicura che verrà fuori qualcosa. Dillo ma. Ma, Dillo ma. Dillo ma. Ma. Mi dai un po' di pecorino qui, guarda, qui nella mano. Lo prendi col cucchiaio e me lo dai nella mano. il pecorino ti devo mettere Sì. nella mano, ragazzi. Un altro po', un altro po'. No, 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 mettilo. No, non lo spalmare. Mettilo, no, dai, se no lo Ancora? dai. Mi sa parere una certa persona, in una certa trasmissione di cucina. Come ti permetti? Ecco qua, abbiamo Ecco fatto qua. questo, Pronti? che tu non immaginavi neanche, No, d'accordo? Ho lavato la mia mano, sì. qui facciamo così, guarda, Allora. non facciamo altro che fare questo. No, fai tipo degli involtini? Sì, delle braciolette, e queste sono No. le braciole di Santa Maria la Catena. La scala? No. No, la catena. Così, così. E andiamo a sbraciolettare così. Così. Senza impegno. Sbraciolettare è carina. Mettiamo così. E te l'ho fatta. E guarda qua. Signore che siete a casa, signore, signorine, tutti.
Questa ricettina non è veramente male. Provatela. Prendiamo dell'aspagos, Sì. aspagos, e lo andiamo ad attaccare in 2 punti, guarda, non di più. Tu no, la forbice è meglio se copiti la forbice. Ecco qua. Facciamo quindi dei mini falso, come si chiamano? Magrini. Non so niente, bracioletti. Braciolette? Allora sono maxi braciole. Esatto. Lascia lì. Ecco. Ti piace che ti chiamo sciare? Sì. Ti sta piacendo che ti chiamo cucciare? Sì, Vai, sì, sciare. sì. E tu dico francese, che la cadenza francese. Non è sta esattamente sentendo? francese. Io però sciare, vabbè. ma sta scherzando, voglio una sciare di chi? Senti il palermitano che c'è in me. Desi, tu lo sapevi che il mio cognome Lamantia è tipicamente palermitano? Ma adesso vuoi sapere una cosa? Dimmi. È catanese. Veramente? Ha La origini mia, catanesi? no, la mia nipotina è nata a Catania, per cui sarà Lamantia nata a Catania. Vedi? Ed è un orgoglio per me. Che la Sicilia è tutta bella, vero? Desi? Sì, anch'io li amo moltissimo i palermitani, Esatto, tutti, eh. tranne te. Soprattutto. Tutti li amo, li amo tutti, tranne lui. Uno. E lo sapete perché? Perché non mi può avere. Che scemo. Lei ci prova. Ecco Taglio? qua. Sì. Ecco. E allora, mentre noi leghiamo queste qua, consigli per i consigli. Consigli per i consigli, a tra poco. A tra poco. Fammi tagliare, vediamo. Vediamo. Guarda che sono bellelle. Bellissimi, E facciamo una ecco. cosa. Prendiamo un po' d'olio, Certo, lo mettiamo qui. sì. Guarda cosa facciamo. Sempre in questo tavolo, vedi? Sempre così. Li bagniamo così con olio. Recuperiamo tutto quello che c'era sul tavolo di lavoro. Non perdiamo niente. Così. Quindi li insaporiamo un po' ulteriormente. Olio. Questo è il nostro banco di lavoro. E guarda che facciamo, prendiamo un po' di pangrattato e glielo spolveriamo così. Lo giriamo Bella. così. Ricetta questa abbiamo detto campana. Campana. E il pangrattato loro non lo mettono, io lo metto perché sono palermitano. Ok. Bene. Queste sono delle braciole particolarissime che andiamo a mettere in cottura. Così, così, così. È così. A questo punto A questo punto. ci asciughiamo le mani, Sì. mentre loro coccono, noi diamo una pulita qui. Al nostro banco di lavoro. facciamo così, E iniziamo con la seconda? E iniziamo con la seconda ricetta. Che La cos'è la seconda ricetta seconda? sono gli spaghetti all'arrabbiata di nonna Oronza. Va bene? Così. Siccome la seconda ricetta è un primo, Sì. innanzitutto buttiamo giù la pasta, è giusto? Sì. Questi bei spaghetti alla chitarra. Alla che chitarra. sono gli spaghetti, Sì, di Giovanni. no? Con la Sono gli chitarra. spaghetti alla... C'è Giovanni della chitarra. Sono gli spaghetti all'arrabbiata, però con una variazione dello zio Quirino. Zio Quirino, chi Che è è una Zio persona Quirino? che io conoscevo a Roma, una persona meravigliosa. Ah, ok, allora. Questi sono in cottura. Le nostre braciole nel frattempo E se le stanno spostiamo andando qui. di Maillard. Sì. Prepariamo l'arrabbiata. Sì. L'arrabbiata la facciamo con una punta di peperoncino. Peperoncino. Così mi dai un coltello. Ok. Bene. Va bene così, non esageriamo. Una puntina, poco poco. Non esageriamo. Mettiamo un po' di olio qua. Qui, Sì. ecco. Ancora. Poi, mi dai la pinzettina piccola. A te, questa piccola? Sì. Questa? E mettiamo un po' di acciuga. Un po' di acciughe. Esatto. Questo di qua. Acciuga così. Poi andiamo a mettere delle olive Sì. e le tagliuzziamo. Così. Esatto. E voilà. E le mettiamo là. E le mettiamo anche queste qui. Abbassiamo il fuoco, che alto non ci serve più. Aggiungiamo un po' di capperi dissalati, Sì? così. Di pantelleria? Eh? Di pantelleria?
No, non lo so se sono di Pantelleria. Uè, siete panteschi? No, non lo so. Mi dai la pinza? Ecco, allora, quindi proseguiamo con questo piatto E che la hai pasta detto sta cucinando, originario di dove? Dove È siamo con questo laziale il piatto? piatto, le Siamo a arrabbiate Roma? sono Siamo a Roma. laziali, sì. L'arrabbiata è laziale. Però Quindi- lo zio Quirino che cosa ci aggiunge essendo Ci laziale? metteva il guanciale. Io ci metto un po' di guanciale, mi ha detto lo zio Quirino. E noi tagliamo una dose di guanciale, in this way, togliamo la cotenna, così, e andiamo a fare queste piccole slide. Così, queste fettuccine, Sì, diciamo così. bravo, bravo. Che andremo a posizionare Le mettiamo lì nel nostro soffrittino? all'interno del soffrittino. Così. Quindi peperoncino, acciughe, olive E nere, questa- capperi mi dai il e cucchiaio di guanciale. legno? E questo è appunto, noi facciamo E questo è regione che fatto. vai. Immaginiamo questo, il tempo che il guanciale diventa un componente del letto, si mette col lenzuolo, abbiamo fatto guanciale e lenzuolo. Deve sudare il guanciale, giusto? Esatto, sì, sì, Quindi bravo. ancora Un altro poco. stai iniziando adesso E a fare... questo punto prendiamo pelati, Pelati. già che abbiamo smacinato, e io lo metto Ah, metti tutto lì. così. Aggiungiamo poco poco quell'acqua che ci serve per far cucinare il pelato, capito? In questo caso lo zio Bene. Gianni, Lo zio Gianni pelato. giusto? Qui la pasta nel frattempo ci sta andando avanti. E questo è pronto. Benissimo. Senti, le braciole invece che Stanno fanno? andando, no, questo ancora deve cucinare. A questo punto Sì. alziamo la fiamma, correggiamo di sale, A te. così. Poi sentiremo l'acidità e casomai la correggiamo, però dovrebbe andare bene. Mi dai la nostra pinzetta per favore? E andiamo a girare Sono pronte per queste girarle? meraviglie. Certo, guarda. Ah. Se non vuole girare. Sì. Gira, gira e gira. E adesso Ed possiamo ecco. alzare un poco la fiamma. Così, la pasta sta andando avanti. Ragazzi, ma vi devo dire, mi fai una cortesia, mi senti solo l'acidità com'è? Casomai la correggiamo anche con un po' di zucchero, un po' di bicarbonato, come volete voi. Ma tanto noi ci sbrighiamo qua. Che buono. Di sale va bene o è Buono. acida? È acida? Forse un po' di zucchero, cosa volevi mettere? Mettiamoglielo se vuoi. Ci andrebbe il bicarbonato, ma siccome qui non ce l'abbiamo ci mettiamo Mettiamogli un lo po' di zucchero. zucchero. Va bene così? Sì. Ecco. Pensi che posso avere bisogno io di te? Ovviamente sì. Come allora? faresti senza? Ormai. Allora, No, dico, ho bisogno di te. di assaggiare, dici? No, ho bisogno di Di te. fare che? Quando io ho bisogno di te, ecco, se ricordare. Pronti ragazzi, pronti. Il tocco essenziale, Esatto. eh? È una cosa che mi devi credere, io non saprei fare. Basta. Mi devi credere, ma io non la saprei fare questa cosa. E queste braciolette stanno E questa è andando fatta, avanti. quindi le braciolette che fanno? lo senti che profumo? Completano lì la cottura o vanno in Sì, forno? no. Completano no. lì. Tutto in padella, oggi facciamo tutto experts. Guarda. È buona sta salsa? Bella. Questa è l'arrabbiata da Ozio Quirino. E vedi come te lo dico bene. Buona. Allora, Desiree, cambio un attimo la situazione padellare. bene. La metto qua, questa la metto qua. E guarda che ti vado a fare. Siamo pronti con la pasta? Vado a raccogliere un po' di pasta così e la mettiamo qua. E la mettiamo qua. E la mettiamo qua. E la mettiamo qua. Corretto. E la mettiamo qua. Questa la togliamo. Mettiamo questa qui. Così, perfetto, ma che brava.
Ma che cos'è questa donna? Desiree. E siamo pronti. Bene, spadelliamo la pasta. Mi dai il pecorino, Desi? A te. Quel minuto che ci serve per pulire e troverete tutto impiattato A tra poco. per l'assaggio. Stiamo arrivando. Allora ragazzi, adesso che ho fatto un po' di pulizia, siamo Ho pronti fatto, per l'ho fatto l'assaggio. E io. certo, non fai niente, hai visto, era in condizioni secondo te? Te l'ho detto, ti ho detto, è una trasmissione televisiva. Dobbiamo dare senso di ordine e pulizia. Avanti. Vabbè. Allora, Passiamo all'assaggio. passiamo all'assaggio. Io inizierei dal primo, ragazzi. Certo, il primo non può essere il secondo. Il primo non può essere il secondo. Mi Detto dai bene. una forchetta e un cucchiaio? A te. Guarda che li sto dando. Sì. Sì. Ti ho preso il bello della vita. Sì. Ok. E qui ci siamo. Direi di sì, ragazzi. Il bello della vita. Guarda, io vorrei questo cappero qua. Cappero, il guanciale che qua non lo metti il guanciale? Lo metto, guarda. Lo metto. Ma che fa? Non lo metto? Che dici, no? Che mi dici? Lo zio Quirino aveva ragione con questa aggiunta del guanciale? Era arrabbiato. Aveva ragione? È arrabbiata la pasta, non è lo zio Quirino arrabbiato ha fatto la pasta, si chiama lo spaghetto all'arrabbiata. Capito, un po' piccante, però. Sì, perché brucia, c'è il peperoncino. Però è buona, ragazzi. Buona. Piccante, ma buona. It's good? Ragazzi, Ma vorrei assaggiarla io per caso magari. un piatto al secondo, dai. Mi piace il secondo, va bene. Buono. Sì, io sono qua per questo. Ma chi vivrà vedrà però. Devo dire di sì. Ai posters l'ardua sentenza. Erano i posters o i posteri? E allora passiamo a questo di qua. Prendiamo un bel involtino che si è croccantificato. Molto buona. Molto buono. Mamma mia, queste braciolette, ragazzi. Ma che Guarda, cos'è? Guarda, guarda, il colore della carne, l'umidificazione. Te lo taglio io, posso avere questo piacere? Facci andare questo, che è la meraviglia di questo piatto. Vai e dimmi. Tutto così, non toccare. Ma è troppo grande. Ma non è grande. Vai. Che mi dici? Allora, tutto quel trucco, No, vabbè, lascia stare. Abbracciami. Tutto quel trucco ti sembrava, sta facendo, non capisco più niente, ma che sta facendo? Tutto sul tavolo di lavoro, hai visto? Ragazzi, queste visto? braciole allo scrub sono buonissime. Braciole allo scrub. Va bene, noi ci vediamo alla prossima puntata Mamma e vi mia. stupiremo con altre ricette che voi neanche ve lo Ragazzi, ne immaginate. sto vero? pensando alcune che veramente Quale per esempio? Quale? non le posso svelare. Non la può svelare, c'è il segreto di Stato. Non può spoilerare. A dopo, ciao, ci vediamo. Bracciole di Santa Maria la Carità. 6 fette di capocollo di maiale, 100 g di pangrattato, 50 g di pecorino romano grattugiato, prezzemolo quanto basta, mezza cipolla, mezzo spicchio d'aglio, olio evo, sale e pepe quanto basta. Linguine all'arrabbiata dello zio Quirino. 300 g di spaghetti o linguine o quello che vi piace, 50 g di olive nere denocciolate, un cucchiaio di capperi, uno spicchio d'aglio, 4 filetti di acciughe, peperoncino quanto basta, 50 g di guanciale, 30 g di pecorino grattugiato,